Qui, dove cielo e mare sono tutt'uno, il paesaggio lagunare emana un fascino indiscreto, avvolgente, che coinvolge emotivamente, fino a imprimere tracce indelebili nell'immaginario dei ricordi. Luci, colori, foschie, riflessi, suoni costituiscono i protagonisti di uno spettacolo naturale che tocca l'animo. La Laguna di Venezia. In questa area ricca di tradizioni, dalla bellezza naturalistica unica e non scevra di problematiche ambientali e lavorative, ogni giorno dell'anno famiglie di pescatori dedicano le loro vite alla coltivazione e alla raccolta della vongola verace. È un lavoro duro, fatto di sveglie spesso quando fuori è ancora buio. Un mestiere dove però non esistono pareti, dove tutto intorno si respira la bellezza e la forza della natura. Un lavoro spesso tramandato di padre in figlio, di generazione in generazione. Perché per la coltivazione e la raccolta della vongola non servono solo i muscoli. Occorre preparazione, studio, passione ed esperienza costruita sul campo, anzi in laguna, giorno dopo giorno. Nella Laguna di Venezia sono presenti aree nursery, dove si deposita e si riproduce naturalmente il seme della vongola filippina. Le vongole sono organismi a fecondazione esterna. Durante il periodo di riproduzione liberano milioni di uova e di spermi, detto anche latte di vongola, che a loro volta originano larve planctoniche. Queste larve, trasportate dalle correnti, dalle maree e dai venti, quando trovano l'habitat ideale, si depongono sui fondali, iniziando il processo di crescita. L'area nursery riveste quindi un'importanza vitale per lo sviluppo della venericoltura ed è qui che i pescatori setacciano il fondale nel periodo a loro concesso per raccogliere le piccole vongole che poi alleveranno nella propria superficie affidata in subconcessione. Una volta raccolte vengono controllate. Solo quelle da 10 mm e fino a 24 mm vengono tenute a bordo, le altre ributtate in laguna. In alternativa, l'allevatore può acquistare il seme di vongola verace presso strutture specializzate che si occupano di riproduzione controllata o di preingrasso. Quando le vongole sono ancora piccole, vengono messe in cassette, lanterne o poche, per proteggerle dai predatori presenti in acqua, granchi in primis. Qui inizia la prima fase di crescita, una fase delicata dove un'elevata perdita può compromettere il guadagno finale. Le vongole richiedono un'attenta cura. Gli involucri devono essere puliti e controllati frequentemente per garantire la corretta ossigenazione e il ricambio idrico. La loro crescita può essere influenzata dalla temperatura dell'acqua, dalla disponibilità di alimento e dalla tipologia di sedimento. Solo quando raggiungono una certa dimensione, le vongole vengono seminate a terra, con un metodo che ne permette un corretto posizionamento sul fondale lagunare. Raggiunto il completo sviluppo dopo circa 2 anni, la raccolta delle vongole veraci rappresenta il risultato di un duro lavoro, portato avanti da famiglie di pescatori con fatica e dedizione, 365 giorni l'anno. Con le proprie imbarcazioni, i pescatori setacciano il fondale a loro concesso e portano a bordo i loro frutti. Qui vengono selezionate le vongole da circa 25 mm in su, quelle più piccole vengono rimesse in acqua. Prima di essere immesse sul mercato e destinate a raggiungere le tavole di tutta Italia, le vongole della Laguna di Venezia raggiungono centri di depurazione, dove vengono pulite, depurate, purificate e insacchettate. La depurazione rimuove eventuali batteri dalla vongola. Viene attuata mediante immersione in vasche contenenti acqua di mare pulita, in modo che possano espletare la loro naturale funzione filtratrice.
È importante quindi portare a tavola solo vongole veraci di cui si conosca la filiera produttiva, raccontata nell'etichetta presente sul sacchetto. La laguna di Venezia, la culla della vongola verace Ruditapes philippinarum. Un territorio delicato, in continuo equilibrio tra esigenze produttive e ambientali. Oggi la ricerca di approcci sostenibili per la gestione del comparto pesca assume un'importanza prioritaria. L'allevamento, rispetto alla pesca in libero accesso, sembra delineare la strada di un futuro presente. In questa prospettiva, sotto la regia della San Servolo Srl, la valorizzazione del seme selvatico di vongola verace, naturalmente presente in laguna e tutelato nell'area nursery, rappresenta un possibile futuro. Dovrà essere una scelta condivisa. Oggi la laguna è la nostra casa, è il nostro lavoro. E domani? Proteggerla e rispettarla è quindi nell'interesse di tutti, anche per le generazioni che verranno.